Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Ritorniamo a seguire eventi, curiosità e novità dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito dal Lignano Boat Show, che si terrà nei weekend di sabato 16, domenica 17 marzo e poi sabato 23 e domenica 24 marzo nella cornice della storica Darsena Portovecchio di Lignano Sabbiadoro. Si conferma la più grande mostra nautica della piccola imbarcazione dall'Alto Adriatico e punto di riferimento per il settore non solo in Italia ma proprio a livello internazionale. Ne andiamo a parlare subito in questo servizio insieme a Susi Faggiani, presidente dell'associazione Noi Operatori di Aprilia Marittima, insieme all'assessore regionale Sergio Emidio Bini, Manuel Rodeano, presidente di l'ISAGEST, l'assessore Massimo Brini del comune di Lignano, il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, per Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Callonne e Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale. Bene, siamo pronti per questa nuova edizione della Lignano Boat Show e siamo un po' emozionati. Devo dire che ormai è un appuntamento consolidato, piace molto a tutti gli operatori economici, evidentemente si muove l'economia del commercio, in questo modo si muove il turismo, quello fatto anche di clienti esteri che arrivano dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Germania in particolare, e quindi riempiono anche i locali e hanno occasione di apprezzare la laguna, che è un luogo fantastico, la Darsena Vecchia, che è molto evocativa. Mette assieme l'operatività di tutto il comprensorio, e quindi Latisana, Lignano, Precenico, Marano Lagunare, tutto il comprensorio della laguna coinvolto in vari progetti, tra cui questa bella fiera della nautica. Il mare è libertà, il mare è stare all'aria aperta, il mare è economia, il mare è bellezza e rispetto dell'ambiente. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto questo e la nautica è quel settore in continua crescita che consente non solo di dare dei risultati importanti a livello economico, ma consente di attrarre in Friuli Venezia Giulia tantissime persone, tantissimi turisti da ogni parte d'Italia e del mondo. Già qui preannuncio un'estate 24 che, se confermata dai primi dati, seppur provvisori delle prenotazioni, sarà un'estate comunque importante in termini di presenze. Quindi una Lignano Sabbiadoro, ma non solo, anche Grado, si stanno rifacendo l'immagine in maniera molto importante. La fiera si svolge in 2 fine settimana, sabato e domenica 16, 17, 23 e 24 marzo. Gli espositori sono il punto di forza naturalmente della nostra fiera, nella quale vengono presentate imbarcazioni di piccole dimensioni, servizi, RIB, gommoni, accessori, artigianato anche della nautica. 6ª edizione all'interno appunto del bacino di Portovecchio, quindi con le prove a mare appunto in bacino, e le banchine ospitano appunto gli espositori con tutta la tipologia dell'offerta nautica, quindi la motoristica, la componentistica, la strumentazione e tutto appunto quello che riguarda la nautica. E quindi siamo convinti che Lignano Boat Show possa essere un'altra di quelle attrattive per i fine settimana, dove ormai vediamo sempre un grandissimo movimento di turisti, non solo friulani, ma anche che vengono dal Veneto, dall'Austria e qualcuno anche dalla Germania. Un appuntamento, come avete potuto sentire, veramente molto partecipato da tutte le parti del Friuli Venezia Giulia e non solo. Invece ritorniamo a parlare anche di gusto e di appuntamenti veramente storici per il nostro territorio, perché è stata presentata anche la festa del vino di Bertiolo. 75 anni di storia, 200 volontari al lavoro in 3 weekend consecutivi, 66 aziende, più di 250 campioni in gara. Questi i numeri anche del successo della festa del vino di Bertiolo, che è stata presentata proprio in questi giorni durante proprio Bertiolo, per parlare di questo appuntamento veramente molto importante per il Friuli Venezia Giulia. E noi ne andiamo a parlare subito anche insieme al presidente dell'Umpli Walter Pezzarini, insieme al presidente della Proloco di Bertiolo Marino Zanchetta e insieme anche al coordinatore delle città del vino del Friuli Venezia Giulia Tiziano Venturini in questo servizio. 75 anni di storia significa una tradizione che è attuale, che ha saputo confrontarsi con un mondo, quello del vino, in continua crescita, e devo dire che Bertiolo ha saputo stare al passo con i tempi. I tempi che sono evoluti, perché oggi il mondo del vino è cresciuto notevolmente
e ha saputo anche il Comune di Bertiolo e la Proloco di Bertiolo fare rete, tant'è che rappresentando le città del vino di questa regione devo dire che questo Comune e questa Proloco sono sempre stati vicini al mondo dell'associazionismo, in particolare quello delle Proloco ma anche quelle di Città del Vino, che ha lo scopo di mettersi assieme per creare una sinergia e per promuovere i territori del vino. 75 anni della festa del vino di Bertiolo e non dimostrarli, questo è il primo valore aggiunto di questa manifestazione, che è nata alla fine degli anni 40 del secolo scorso, quando molto probabilmente ai banchi di Messita venivano portate le damigiane con solo vino bianco o nero, come si diceva a quel tempo, dove più che alla qualità si puntava alla quantità. La 50ª festa regionale del vino friulano aprirà i battenti il 9 marzo, quindi questo sabato alle 18 presso l'Enoteca regionale. Domeniche dedicate ai bambini, quindi abbiamo un intero weekend, un'intera giornata dedicata a quello che è il mondo dei bambini e alle famiglie. In quella domenica lì abbiamo anche dei momenti di divulgazione di musica, abbiamo momenti di supporto a quello che diciamo alle persone che sono meno fortunate di noi, quindi faremo una raccolta fondi. Io vi invito anche ad andare a scoprire di più direttamente sulle pagine anche delle città del vino del Friuli Venezia Giulia, su quella della Proloco di Bertiolo e delle Proloco del Friuli Venezia Giulia, perché sono appuntamenti sempre molto sentiti, molto interessanti, che ci accompagnano a scoprire le tradizioni del nostro territorio. Continueremo a parlare di eventi anche nella nostra mattinata, tra il Tarvisio Winter Trail che apre proprio nella giornata di oggi e poi anche Olio Capitale a Trieste per ovviamente tuffarci nel mondo dell'olio extravergine d'oliva davvero a 360 gradi. Ci diamo appuntamento quindi a tra poco qui su Radio.0, ancora con aggiornamenti, curiosità e novità dal Friuli Venezia Giulia.